Va ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qua, Sammy Varin, buon mattino, 4 minuti dopo le 11 dagli studi di Via Bellerio 41 a Milano di R. Libertà, Radio Libertà. Rieccoci nella seconda parte della nostra controinformazione. Una controinformazione che partirà certamente dai vostri WhatsApp arrivati copiosi al 34067096659 a commento della rassegna stampa, ma alle 11:30 parleremo di musicoterapia. Ci viene a trovare il dottor Riccardo Moraca. Ve lo ricordate? Cantautore ma anche dottore, una vita da medico di famiglia. Ultimamente si è dedicato in modo particolare alla musicoterapia e ci spiegherà l'importanza di questo settore per alleviare tanti problemi psicologici e non. Intanto vediamo un po' cosa si muove sulle agenzie. Che rottura, ragazzi! Su tutti i siti Laminetti e le ombre sulla grazia. Dalla storia con Cipriani allo stato di salute del bambino adottato. Tutti i dubbi e le accuse tra Italia e Uruguay. Non ce la togliamo più dalle scatole questa notizia, ragazzi miei. E naturalmente si tende a far cadere qualcuno che mi sa che non è il Presidente della Repubblica, ho questa sensazione. Un po' più in basso, sul sito del Corriere, si parla della famiglia nel bosco. La psichiatra del Tribunale dei minori dice incapacità genitoriale. I bimbi restino nella struttura protetta. Proprio oggi lo dice e ieri è stato a parlare con la famiglia un certo Matteo Salvini, che ha detto l'esatto contrario. La consulente non esclude però che l'idoneità a essere genitori di Nathan e Catherine possa essere riacquisita. Con il tempo, certo. Venezia e la Fenice, si teme la guerra legale. Lei oggi dice sui quotidiani: sono stata bullizzata. Questi i principali argomenti della giornata, ma non solo, certo, ci sono poi i vostri che tra poco metteremo sul tavolo. Subito il Qui Parlamento e allora ci colleghiamo con l'informazione direttamente dalla sala del Parlamento, direttamente dalle vostre voci. Oggi c'è Giagoni, giusto? Sì, Dario Giagoni. Qui Parlamento. Grazie signor Presidente. Interveniamo oggi su un provvedimento che non è solo un atto legislativo, ma un debito d'onore verso i cittadini che hanno guardato il cielo e il mare con terrore e la terra con impotenza. Dal 18 gennaio il ciclone Henry ha colpito la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Comunità che si sono ritrovate sommerse dalla violenza del vento e del mare, del fango, isolate da frane e allagamenti che hanno reciso le arterie importanti, quelle vitali. Comunità private della loro casa e della loro sicurezza, che hanno vissuto l'evento. Qualcuno mi ha pure detto che è stato come un muro d'acqua orizzontale. Il confine tra spiaggia e strada si era annullato. Chioschi smembrati pezzo dopo pezzo, dalle onde e dalla furia del vento, ma la cosa che ha segnato di più è stato il buio. Saltata la luce per ore e ore, anche il segnale del telefono. Erano disorientati e la preghiera era l'unica rimasta per far sì che il ciclone Henry abbandonasse quel luogo, quella casa, quell'attività. 600 comuni sono stati investiti da eventi meteorologici di eccezionale intensità. Secondo le stime si parla di oltre 1,2 miliardi di euro di danni complessivi. A tutto questo si è aggiunta la frana di Niscemi. Il sacrificio, la casa, la storia di tanti niscemesi è finita, anzi è crollata davanti ai loro occhi. Il governo, davanti a queste catastrofi, si è subito attivato. E ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie l'impegno da parte del governo, del ministro Salvini, che ha chiamato personalmente sindaci, che ha chiamato personalmente semplici cittadini,
imprenditori, per stare vicino e soprattutto per dire che il governo non li lascerà soli. Inoltre, tutto ciò va un plauso alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine, non solo da parte mia, anche da parte del mio gruppo. Immediatamente il governo ha messo in campo 100 milioni di euro per i primi interventi, un primo passo necessario, ma nell'immediato. A questi si sono aggiunti ulteriori 400 milioni con ordinanza della Protezione Civile e oltre 700 milioni con il decreto legge che oggi approviamo. Pertanto risorse ben più ampie di 1,2 miliardi, come previsto inizialmente. Non sono spiccioli, come qualcuno ha detto dai tavoli dell'opposizione. Avete alzato la voce dai tavoli dell'opposizione dicendo che non abbiamo fatto niente, senza un'idea, senza una prospettiva. Forse qualcuno ha la mente corta, forse qualcuno dimentica il decreto ministeriale del 21/12/2023, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Dal 2018 fino al 2023 era nei cassetti, aveva la polvere. Noi abbiamo tolto quella polvere, forse voi siete abituati a lanciare la polvere negli occhi ai cittadini e raccontare le cose come in realtà non sono. Il nuovo codice degli appalti, qualcuno dimentica anche il nuovo codice degli appalti? Oppure qualcuno non conosce bene l'italiano? Evento meteorologico eccezionale ed emblematico. Eccezionale. Forse qualcuno non conosce la parola eccezionale? Ho sentito chi mi ha preceduto, ha detto noi voteremo contro, noi ci asterremo. Chi vota contro, chi si astiene, va contro i cittadini, va contro i calabresi, va contro i siciliani, va contro i sardi. Avete alzato la voce contro il ministro Salvini, ma qualcuno si dimentica di aver sostenuto l'ex ministro Toninelli. Forse lui voleva intervenire con i monopattini per superare questi eventi eccezionali. Da quel pulpito, soprattutto la predica di chi ha gestito la fase Covid nel peggiore dei modi, apri, chiudi, apri, come quando ci sono stati anche eventi eccezionali, questi commissari oggi ci sono, domani non ci sono. Il decreto che oggi approviamo rappresenta una risposta concreta e tempestiva per affrontare le emergenze e accompagnare i territori verso la ripresa. Eventi come questi confermano una vulnerabilità che non può essere ignorata, indubbiamente. Il governo con questo provvedimento mette in campo straordinari impegni per superare l'emergenza. Si prevede che il decreto intervenga su più livelli. Innanzitutto sostiene cittadini e imprese colpite. Consente ai cittadini e imprese di ripristinare le proprie case e la ripartenza delle imprese, con contributi per il ristoro dei danni. Si prevede la sospensione di adempimenti fiscali e contributivi per tutti coloro che hanno subito danni agli immobili o che sono stati costretti a sospendere l'attività. Sono previste misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti. Un segnale importante che va anche al sistema produttivo. Vengono sostenute le imprese e le filiere produttive dei territori colpiti. Il decreto interviene anche sulle infrastrutture e sui servizi essenziali, consentendo interventi rapidi, compreso il rafforzamento del sistema della protezione civile. La dignità dei calabresi, dei siciliani, dei miei corregionali sardi, del mio popolo, è abituata a rimborcarsi le maniche, ma il loro silenzio non deve essere scambiato per rassegnazione. Oggi si chiede che la burocrazia sia rapida, quanto lo è stato rapido il ciclone, la furia del ciclone. Non possiamo far affogare o seppellire la speranza nella burocrazia. Questo provvedimento non è solo una promessa, ma la certezza che il governo è presente e lo sarà anche quando calerà il sipario da parte della cronaca, da parte della stampa.
Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la fiducia, la serenità di vedere un futuro roseo. Dobbiamo indubbiamente impegnarci con una proposta di legge per agevolare anche coloro che intendono assicurare la loro casa, i loro investimenti. La casa non è un luogo qualunque, la casa è un sentimento. Dobbiamo continuare a lavorare contro ogni speculazione e rafforzare sempre di più il tandem sicurezza-prevenzione. Non c'è dubbio. E per concludere, a chi oggi vive una situazione di difficoltà, a chi oggi ha perso tutto, a chi ora vede con grande preoccupazione il futuro, non sarà lasciato indietro da questo governo, da noi, da me, dal mio gruppo Lega, e solo per queste ragioni, a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Premier, annuncio il voto favorevole. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Ora che mi perdo tra la gente, una lacrima non scende, non ci penso tra le luci al neon. Sento l'universo che si spegne, il telefono non prende e tu non mi illudi più. Ma domani capiremo come farci del male, anche se rimani. Cerco un modo di scappare per dimenticare la mia testa confusa alle 7. Se poi piango nessuno mi sente ed un eco lontano si perde come un tuono dentro il temporale. Mi cerchi e non trovi risposte, la tua voce nel buio svanisce ed un eco lontano si perde come un tuono che mi chiama mezzanotte. Ora che mi perdi tra la gente, che di noi non resta niente e che non mi importa più. Ma domani capiremo come farci del male, anche se rimani. Cerco un modo di scappare per dimenticare la mia testa è confusa alle 7. Se qui piango nessuno mi sente ed un eco lontano si perde come un tuono dentro il temporale. Mi cerchi e non trovi risposte, la tua voce nel buio svanisce ed un eco lontano si perde come un tuono che mi chiama a mezzanotte. Cerco un modo di scappare, anche se non vale, se poi non mi lasci andare. Non puoi dimenticare la mia testa confusa alle 7. Se qui piango nessuno mi sente ed un eco lontano si perde come un tuono dentro il temporale. Mi cerchi e non trovi risposte, la tua voce nel buio svanisce ed un eco lontano si perde come un tuono che mi chiama a mezzanotte. Come un tuono che mi chiama a mezzanotte. Come un tuono che mi chiama a mezzanotte. Che ne pensate? A me piace, un pezzo carino di Azzurra Baldassini, da La Spezia, la notte non solo come rifugio, ma come punto di ripartenza. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stavo pensando a quello che ho detto, no? Dunque, la notte
Sì, non solo come rifugio, ma come punto di ripartenza. Guarda che è una frase intelligente. A volte no, è un problema del semimarine. Dico cose che poi voi vi annotate, soprattutto il nostro Grimoldi, lo conosco, dopo lui mi dice hai parlato e ti piacerebbe avere quel gadget e poi me lo fa davvero. Devo stare attento come parlo. Salutiamo Marco Grimoldi, certo, il responsabile gadget di Radio Libertà, che ne sta preparando di tutti i tipi. Se ci passate a trovare nella nostra sede di Milano in via Bellerio 41, metropolitana a Fuoricentro, scendendo le scale lì vedete lì in bella mostra e potete scegliere quello che più vi piace. Poi lo sapete, il Marco Grimoldi adesso conduce una trasmissione il mercoledì alle 15:30 che parla di Lega e dintorni. Si intervistano segretari di sezione, ma soprattutto si racconta di cosa fa, di come opera la Lega sui territori nord, centro, sud, e proprio questo mercoledì ci sarà Tradate. Domani Tradate ore 15:30 con un certo Stefano Candiani. Non so se lo conoscete. Intanto però gli appuntamenti da non scordare targati Lega. E vai signori, siamo alla fine di aprile e proprio domani si apre la festa della Lega a Grumello del Monte, provincia di Bergamo, area Palafeste, via Kennedy 71, cucina tipica e pizzeria. Lo devo dire, c'è di mezzo il 1° maggio, chiaramente, un bel ponte. Cosa c'è di meglio che concludere il ponte con una mangiata di spiedo bresciano? È tutto un magna magna, eh? Lo ricorderò anche domani alle 12 nella trasmissione del mercoledì dedicata alle feste e alle sagre. Allora, dal 29 aprile al 3 maggio, la festa della Lega a Grumello del Monte in provincia di Bergamo, ogni sera cose buone, ma domenica 3 maggio il pranzo con lo spiedo bresciano. Attenzione, da prenotare, perché lo sapete come funziona, eh? Gli spiedoni giganteschi che girano, ma bisogna capire quante porzioni fare. Quindi anche da sport. Quindi anche amici comunisti all'ascolto, potete passare dalla festa della Lega di Grumello del Monte, prendervi lo spiedo bresciano e andarlo a mangiare con i compagni. Meglio di così, ragazzi. Prendete nota il numero. Comunisti all'ascolto 339 65 12 344, almeno per una domenica non mangiate kebab, dai. 339 65 12 344 per prenotare lo spiedo bresciano alla festa della Lega di Grumello del Monte dal 29 aprile al 3 maggio, ma proprio domenica 3 maggio a pranzo si può prenotare lo spiedo bresciano anche da sport. Cosa volete di più nella vita, ragazzi? Guarda, è una cosa, ma poi c'è un profumo che lo senti da lontano quando arrivi, sì, è una roba. Mettete già in calendario, a proposito di feste della Lega, la Lumbar Fest, ormai storica, in piena estate, dal 17 al 19 luglio. Qui siamo a Imbersago, in Brianza, zona stupenda. Se non siete mai andati a Imbersago, fateci un giro. Area feste, via Resegone, intrattenimento danzante, interventi politici, ogni sera dalle 19:30 cucina tipica lombarda. Segnate, 29esima festa della Brianza Lecchese dal 17 al 19 luglio a Imbersago. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, 9 maggio con Armando Siri e la sua Arca delle Idee, manifesto dei tempi nuovi. Armando Siri sarà ad Ascoli Piceno presso il Teatro Filarmonici, via delle Torri 39, 9 maggio, ore 17:30, accrediti dalle ore 17. L'ingresso è libero. A seguire, solo per i partecipanti all'evento, presso il foyer del teatro, l'inaugurazione della mostra Gli antichi simboli dello zodiaco di Domenico Camerinesi con Stefano Papetti e Armando Siri. Tutte le informazioni sul sito arcadelleidee.it, ma se siete in zona Ascoli Piceno, 9 maggio, Armando Siri vi aspetta al Teatro Filarmonici.
Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate tutti quanti sul sito legaonline.it, ma naturalmente quando c'è Sammy Varin ci pensa lui a snocciolarveli. E a proposito di un appuntamento da non perdere, se siete patrioti, e noi lo siamo, patrioti padani, il gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento Europeo, a proposito, domani mattina, mercoledì alle 9, ascoltiamo il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel gruppo dei Patrioti, Paolo Borchia, ma Silvia Sardone arriva sabato 9 maggio. Dove? Come? Un momento di incontro, dialogo, condivisione con i patrioti d'Europa. Perché non si sa niente, assolutamente. Restate sintonizzati, non vi diciamo niente di più se non in arrivo sabato 9 maggio, ore 12. L'europarlamentare della Lega, vice segretaria federale, consigliere comunale in quel di Milano, Silvia Sardone. E vi ho messo sul chi va là. Sicuramente invece la Sardone la trovate insieme al grandissimo Nicola Molteni il giorno prima, venerdì 8 maggio alle 19:30. Chi ci ascolta da sud di Milano, questo è un bel appuntamento. Si mangia e si ascolta. Pane e politica, stupendo ragazzi, io ingrasso. Europa e sicurezza, dalle decisioni di Bruxelles alla realtà dei territori. Un altro appuntamento targato Patrioti per l'Europa con l'europarlamentare Silvia Sardone e il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. Appuntamento a Lodi, sud di Milano, ristorante Isola Caprera, via Isola Caprera 14. A seguire aperitivo offerto con prenotazione venerdì 8 maggio ore 19:30. Silvia Sardone e Nicola Molteni al ristorante Isola Caprera di Lodi. E questo fa parte di quegli appuntamentini che dice gnam gnam e nello stesso tempo buona politica. Vediamo un po'. Cioè, mamma mia, quanti messaggi arrabbiatissimi. Ce l'avete un po' con Tajani questa mattina? Tajani ha parlato di messe. Ho capito bene. Dio ce ne scampi e liberi. Ah, insomma, un po' di rispetto. E c'è un messaggio audio. E tira sul cursore. Incrociamo le dita. Ciao Sammy, sono Walter. Ciao. Vorrei dirti che le parole per finire questo governo sono come si chiama, la sigletta di una nostra trasmissione. Parole. Ecco, sì. Allora, per il cinema sono quasi 700 milioni di euro all'anno. Se uno è capace di fare film, deve stare sul mercato, non accetta i soldi dallo Stato. Questi sono parassiti, si chiamano così. La seconda è il teatro La Fenice di Venezia, prende dallo Stato 29 milioni di euro all'anno. Senza quei 29 milioni di euro, questi bravissimi musicisti sarebbero tutti a casa. Hanno tredicesima, ferie pagate. Ti sembra normale un artista che ha la tredicesima e le ferie pagate? Ciao Sammy. Sì, però non si può dire che siano lì per nepotismo, perché sono amici degli amici. Lì ci siamo andati giù un po' troppo violentemente. Ancora, Forza Italia è una disgrazia per l'Italia. A qualcuno non sta simpatica Forza Italia. Mi fa ridere la mano sulla coscienza quando non ce l'hanno proprio la coscienza. I comunisti si sono inventati la loro festa il 25 aprile e la Lega gli va dietro per prendere 2 applausi. Oh, veramente, noi siamo gli unici che non hanno applaudito né cantato. Tajani, uno squallido servo, assolutamente prendo le distanze da questi messaggi. Ti posso chiedere se conosci il sito Facebook, Instagram di Marco chi, che mi piace tantissimo come utente. Forse Marco da Mantova, come utente per come svolge i vari temi. Quello che sta parlando adesso immagino che sia proprio Marco da Mantova. Facci sapere se hai una pagina Facebook, se hai una pagina Instagram. Sul caso Crans-Montana, il problema è che siamo noi ad avere l'assistenza universale gratuita per tutti, ragion per cui tutti i relitti umani vogliono venire qui e non capiamo che in molti paesi europei e non solo vige il sistema della classe previdenziale sanitaria obbligatoria, le cosiddette
Caisse Mutuelle de Sécurité Sociale, come si dice in francese. Queste sono presenti per esempio in Svizzera, ma anche in Francia, Belgio e altri paesi. Infatti, quando un italiano deve recarsi all'estero, è cosa buona attivarsi una polizza sanitaria per far fronte a imprevisti sanitari, piccoli o gravi che siano. Oppure, se per esempio ti sposti per attività tipo studio o lavoro, si deve compilare un apposito modulo assicurativo per coperture sanitarie. Se ricordo bene, una volta era il modulo E116 previsto tra i paesi europei. Saluti e grazie a Gianluca. Buongiorno. Secondo me chi è straniero, anche se ha i documenti giusti, prima di farli votare devono passare almeno 8 anni di residenza in Italia, ci dice Lapina. Ciao Sammy, i soliti italiani scrocconi. Adesso si pensa che si va in giro per l'Europa pretendendo che le spese mediche siano a carico delle nazioni visitate? I soliti italini pezzenti e scrocconi. Oh, ma se siete cattivi su sta storia di Crans Montana, ragazzi, siete tutti della Lega Ticinese? No, beh, la verità è che noi qui a Niguarda li abbiamo curati gratuitamente, quelli svizzeri, e perché loro no? Poi mancava la Borgatara che sbraitava vergogna. Ma vergognati tu e pensa a farti pagare le spese mediche dai responsabili della sciagura e non dalla nazione svizzera. Ricordo ai furbi e pezzenti italici, ma questo deve essere il secessionista che scrive, che quando andate all'estero, se non tirate fuori la tessera sanitaria per non pagare le prestazioni sanitarie che eventualmente usufruite all'estero, li pagate da tasca vostra? Ben fa la Svizzera a farsi pagare le spese mediche. Sarei curioso di sapere se lo Stato fancazzista italico, sì, è proprio secessionista questo, si è fatto pagare le spese mediche di cittadini svizzeri curati nella Lombardia. Il governatore Fontana ha perso un'altra occasione per tacere, invece ha voluto fare l'italico. D'altronde, cosa aspettarsi da un pro-Italia traditore dell'autonomia e dell'indipendenza? Luca, Fontana, traditore dell'autonomia e dell'indipendenza, proprio no, te l'assicuro. È uno dei pochi che dice buona Padania alle feste della Lega. È meglio forse che ricominci a frequentarle un attimino. C'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo un po'. Buongiorno, Giovanni da Bergamo. Ho appena ascoltato e esterrefatto la trasmissione dedicata ai TEA, ai nuovi OGM, e devo dirvi la mancanza di una controparte, vale a dire chi sostiene che questi nuovi organismi geneticamente modificati non sono un granché e non sono la soluzione ai nostri problemi, non era in studio, e già questo non è bello, punto. Seconda cosa, non si è preso in considerazione il problema dei brevetti su questi semi, su questi geni, e qui si apre tutto il capitolo dell'impollinazione incrociata su varietà evidentemente non OGM o varietà stabilizzate, consolidate meglio. Allora, quando si vuole trattare argomenti di così ampia portata e soprattutto di così grande valenza sociale, perché ricordiamoci che i semi OGM, o meglio che i geni brevettati, andranno a ibridare i semi non OGM, e da qui nasceranno tutte le questioni sulle proprietà delle sementi, così come è successo con i vecchi OGM. Allora capite bene che il discorso è molto ampio e non può essere ridotto in una trasmissioncina così come avete mandato in onda. Grazie, buona giornata, Giovanni da Bergamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose.
Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma dimmi un po' cos'è questa musica che mi ritrovo sempre tra le mani, classica leggera pop, country da camera rock. Io so soltanto che questa è musica. Ma dimmi un po' cos'è questa musica. Soffice ristoro dei miei pensieri, che mi fa da terapia, che mi fa da compagnia. Non mi tradisce mai questa musica. Se non ci fosse io, credo l'inventerei, questa musica. Se non ci fosse io, credo l'inventerei questa musica. Ma dimmi un po' cos'è questa musica. Ritmo costante delle stagioni, segni a passi del mio cuore, a tutti ogni dolore. Non mi tradisce mai questa musica. Ah, ecco, non mi tradisce mai questa musica. Abbiamo ascoltato un pezzo di Riccardo Moraca, in arte rock, R-H-O-K, una vita da medico di famiglia, medicina estetica, omeopatia, musicoterapia. Riccardo Moraca, la canzone Ma dimmi un po' cos'è questa musica, è qui per raccontarcelo. Ciao Riccardo! Buongiorno Sammy, buongiorno, faccio l'applauso anche a te, ovviamente. Grazie per questa ulteriore possibilità di vederci, di vederti. Ma questa è casa tua, grazie dottore. Anche a radio, diciamo, alla radio, La ovviamente. nostra Quindi, è insomma, una radio che cerca di Radio fare Libertà. un servizio. Io trasmetto Esatto. musica indipendente, artisti indipendenti. Tu sei un artista, sei anche un dottore, hai passato una vita a curare le persone sotto vari punti di vista, sotto vari aspetti, e quello che oggi esaminiamo è l'aspetto, sembra più leggero, ma in realtà è a volte il più potente: curare senza usare medicine, ma utilizzare qualcos'altro come medicina, che a volte è molto più utile della medicina, perché ogni medicina purtroppo ha le famose reazioni avverse e ha degli effetti che non sempre sono positivi. Ma qua mi zittisco. Riccardo Moraca, dottor Moraca, in arte rock, spiegaci un attimo questo tuo avvicinarti alla musicoterapia come supporto a diverse problematiche, tra cui anche la disabilità. Ecco, ovviamente faccio questa introduzione dicendo che la musicoterapia
come può essere l'omeopatia o può essere altre scienze mediche non convenzionali, sono di supporto, di aiuto, perché non stiamo qui adesso a dire che quello cura quell'altro, quello cura quell'altro, però come supporto, ecco, possono essere utili la musicoterapia piuttosto altre scienze mediche non convenzionali. Okay, prima di tutto. La musicoterapia ho cominciato a studiarla bene negli anni 70, quando mi è venuto in mano un libro che si intitolava Musica e cervello. Cervello e musica. Quindi questo libro me lo sono letto parecchie volte, mi ha entusiasmato, mi ha stimolato per poter studiare meglio di che cosa si tratta, che effetti può fare sul cervello soprattutto e poi sulle altre parti del corpo, ovviamente, no? Ok? E così è stato, al punto che quando alla fine degli anni 70 dovevo fare la tesi di medicina, ho pensato, ma perché non fare una tesi sulla musicoterapia? Chiaramente non è stato possibile perché nessuno sapeva che cosa fosse. Sono andato lì nella clinica neurologica psichiatrica di Voghera, posso anche dirlo, e il primario mi fa, ma scusi, cosa vuole fare lei? Io studentello, musicoterapia. E che cos'è sta musicoterapia? Lei vuole fare sta roba qui? Che roba? No, se lo scordi. E quindi ho cambiato completamente, sono andato in pediatria e poi ho fatto la tesi in pediatria e poi sono diventato pediatra. Quindi in sintesi è questo. E da allora ho cominciato a interessarmi di musicoterapia. Però ovviamente in quei tempi era un po' complicato studiarla bene, perché non c'erano scuole che potessero darti un'istruzione. Posso dire una cosa, che vi prendevano anche per personaggi un pochino strani, Ma sì, la musicoterapia è che adesso potrei stare ore, ma non posso, chiaramente, tant'è vero che fra l'altro persone strane, quando poi finalmente, insomma, ho trovato una scuola di musicoterapia ed ero felicissimo a Milano. Ho dovuto postecipare all'ambulatorio un giorno perché coincideva con gli orari di ambulatorio. Ho messo un cartello, il dottor Moraca riceverà, anziché alle 4 riceverà alle 6, perché sta facendo scuola di musicoterapia. All'indomani il paziente fa: che bello dottore, adesso ci cura con il valzer. Con il valzer, che comunque ha i suoi effetti, ecco, devo dire. Allora, quindi questo qua, prendo l'aggancio a questa battuta, a questa storiellina, dicendo che ovviamente la musicoterapia non è ascoltare il valzer, la musicoterapia intesa come cura di un certo livello, devo dire questo, perché ascoltare, certo, tutto può essere terapia, no? Perché per ognuno ascolto Wagner, oppure ascolto Battisti o Battiato o Vasco Rossi, gli dà quella sensazione di benessere, e quindi ci sta, perché per me, avendo la mentalità molto, molto ampia, quindi per me va bene, l'importante è che tu stia bene, ti fa star bene, ok. Però in questa occasione non parliamo di questo come la musica che cura in questo modo qua, perché la musicoterapia è una materia molto strutturata e molto seria, molto studiata.
e quindi è giusto che comunque si faccia una distinzione fra animazione musicale e musicoterapia, perché l'animazione musicale che spesso troviamo nelle strutture RSA e in quant'altri è far ascoltare la musica, oppure addirittura fare musica. Io l'ho fatto con la mia chitarra per poter, diciamo, intrattenere i pazienti, e quindi dare questa possibilità di benessere soltanto ascoltando la musica. Ma non c'è solo questo, e allora facciamo un passo avanti con questa canzone che i vecchi ascoltatori di questa radio conosceranno. Si chiama Fibrillazione atriale di Riccardo Moraca, in arte rock, ed è proprio qui che spunta il connubio tra musica e medicina. Francesco, la trasmettiamo anche in video dal mio computer. Eccola. Fibrillazione atriale. Il tuo cuore non batte bene. Il ritmo non è normale. Devi correre in ospedale. Fibrillazione atriale. Fai già fatica a respirare. Se si annegano i polmoni, non ci sarà più nulla da fare. È una questione di scambi neuronali, di fasce, di sinapsi, di mediatori sinciziali, di dendriti di assoni, tutti collegati, che aspettano comandi precisi per essere rilasciati. Fibrillazione atriale. Il segnapassi è fuori uso. Da un battito paradossale, decisamente confuso. Guarda che questa è una canzone importante, Fibrillazione atriale di Rock, R-H-O-K, si chiama Riccardo Moraca, dottor Riccardo Moraca. Qual è il significato di questa canzone? Che è un significato potentissimo, perché è un alto là, chi va là, la vita di tutti i giorni, e quando non badiamo a volte a qualche problemino che può diventare un problemone. Riccardo. Sì, infatti questo brano prima di tutto rappresenta il connubio fra musica e medicina, che ho sposato e sposo ancora, diciamo, e risposo ancora un'altra volta. È la tua vita, è la tua vita. Perché sono due arti, no? Che per me sono simili, perché il battito del cuore è un ritmo, i movimenti intestinali sono un ritmo, ci sono tante cose che, insomma, il corpo umano si muove attraverso dei ritmi, gli ormoni vengono secreti attraverso dei ritmi fisiologici, no? Quindi questo connubio a me è piaciuto, e mi sarebbe piaciuto anche usarlo anche come prevenzione della fibrillazione atriale, perché così
con il connubio che stavo dicendo ci poteva stare questa roba qui. È come? È un messaggio importante da far ascoltare anche a vostri figli, a vostri nipoti, perché sembra una stupidata, ma quando ti accade una roba del genere è un segnale d'allarme da non sottovalutare. Vai, dottore. Allora, torniamo un attimo alla musicoterapia. Allora, intanto leggo, perché adesso sto leggendo, perché io diciamo detesto leggere e parlare, perché voglio parlare più a braccio, magari non essere proprio precisini come un libro di carte o un libro stampato, però mi piace parlare. Comunque, la musicoterapia è una disciplina terapeutica, che utilizza la musica e i suoi elementi, quindi suono, ritmo, melodia, armonia, silenzio, per promuovere benessere, comunicazione e cambiamento a livello emotivo, cognitivo, motorio e relazionale. Questo è quello che è, diciamo, come definizione. Ecco, non è un'espressione tecnica, non è comunicazione, non è ascolto, quindi è ensemble, come si dice, e quindi è una cosa tutta particolare, ovviamente. Ok? Poi cosa posso dire? Posso dire questo, che il musicoterapeuta dovrebbe essere un professionista formato, deve avere competenze musicali, psicologiche e relazionali. Ok? Adesso per fortuna in Italia, ci sono delle scuole molto importanti dove formano il musicoterapeuta e danno un diploma. Ecco, un diploma. O un diploma, un master con delle scuole riconosciute. Che cosa fa il musicoterapeuta, quindi? Cosa porta avanti e come porta avanti la sua dottrina e quali effetti e a chi è dedicata questa dottrina? Quindi si parla di un sostegno, ad esempio, in una situazione di sofferenza psicologica o fisica e come supporto anche alla disabilità. Ecco, la musicoterapia è destinata allora in campo neurologico, ecco, per varie disabilità. Adesso non faccio l'elenco di tutte le disabilità, però quello che mi viene in mente così, a memoria ovviamente, l'Alzheimer, la sindrome di Down, per esempio, ma ci metterei anche il Parkinson, ci metterei anche i ritardi mentali, non so se l'ho detto, i ritardi mentali, certo. Quant'altro. Personalmente ho avuto esperienza diretta con queste patologie, con un risultato, diciamo, eccellente dal punto di vista medico, anche comportamentale. Come dicevo prima, non si guarisce nulla, però far star bene una persona è già tanto. Quindi aiutare queste persone a vivere una vita decente, molto, anziché lasciarli lì magari a casa davanti al televisore per guardare delle cose, in questo caso funziona. Quindi potremmo chiamarle con un bruttissimo termine cure palliative, ma forse non sono palliative, è un qualcosa, è una cura ulteriore oltre a quella medica. Allora, non è palliativo, non sono palliative per questo semplice motivo, perché hanno una la musica va a stimolare parecchi ormoni. E quindi stimolando parecchi ormoni, vedi la serotonina, per esempio, no? Che è l'ormone della felicità, si dice, no? La serotonina, quindi ha un effetto medico sul paziente,
non ha un effetto placebo. Quindi stimolando, se vado a stimolare la serotonina e ti faccio star bene, non è placebo, ma è un effetto medico. Capito com'è la situazione? Vero e proprio, vero e proprio. Signori, abbiamo Riccardo Moraca, il dottor Riccardo Moraca, in arte rock, RHOK, lo trovate su tutti gli store digitali, ma anche facilmente su YouTube con la sua produzione che noi abbiamo seguito in questi anni. Adesso vi lancio un altro pezzo che si chiama Aiutami, sostienimi, soccorrimi, e lo abbiamo passato in occasione del terribile Covid che abbiamo tutti quanti vissuto troppo spesso proprio sulla nostra pelle, e parleremo della musica come sostegno in una situazione di sofferenza psicologica. Aiutami, sostienimi, soccorrimi, a voi Riccardo Moraca, RHOK. Aiutami, la mia mente è in bilico, l'equilibrio è instabile, soffia sulle nuvole, soltanto tu puoi riuscirci, credimi, mi attanaglia il panico, molte volte subdolo. Ti prego, stammi vicino, dammi più fiato, mandami oltre il blu, oltre la realtà, dammi serenità, serenità, serenità. Sostienimi, nel tuo abbraccio accoglimi. Il mio tempo è inutile se non riesco a coglierlo. Il cuore mio è diventato fragile, accelera il suo battito, l'angoscia è incontrollabile. C'è Riccardo Moraca, il dottor Moraca, in diretta con noi per parlare di musicoterapia. Abbiamo ascoltato Aiutami, sostienimi, soccorrimi, in occasione, nella terribile occasione del Covid, la musica come sostegno in una situazione di sofferenza psicologica. Mi dicevi che ci sono due particolari tipi di musicoterapia, e intanto il dottor Moraca ha tirato fuori gli strumenti con il quale lavora, perché lui poi gira a fare musicoterapia, fa delle conferenze e spiega cosa si può utilizzare. Ecco, questi qua sono due strumenti della musicoterapia. Questo qua si può sentire il mare, le onde del mare, per esempio. Questo qua si può sentire la pioggia. Stupendo. Questo qua è un banalissimo, il tamburello storico. Okay. Poi abbiamo per esempio, questo si chiama xilofono. Quanto tempo che non lo sentiamo. Ecco, e ognuno, adesso non sto chiaramente a spiegare tutto, ognuno di essi appartiene allo strumentario Orff. Quindi per fare musicoterapia attiva si usa lo strumentario Orff. Si fa un setting, ok? E poi quelli che hanno dei problemi, si fanno i gruppi e si usa lo strumentario Orff. Ognuna delle persone che è coinvolta in questa seduta poi sceglie lo strumento
e il musicoterapeuta. Ecco, terapeuta mi raccomando, perché musicoterapista, musicoterapeuta, io considererei di più musicoterapeuta. Capito. C'è il professor Benenson, che è un mio amico, che è uno dei migliori del mondo di musicoterapia, con il quale ho fatto scuola, la chiama più suonoterapia. Suonoterapia. Sì, perché questo qua non fa musica, capisci? Certo, Che certo. l'altro non fa E quindi musica. ognuno sceglie anche lo strumento che certo. gli sembra più congeniale, quello che gli fa ricevere maggiormente beneficio. Chi ha attività, ad esempio, vedi, organizzative, e che allora usa più questo qua. Chi vuole soltanto tranquillità usa questo. Chi vuole forza usa questo, no? Ok? E quindi attraverso questo, per esempio, con la persona che ha bisogno si fa un dialogo non verbale. Quindi all'inizio la persona che ha problematiche, chiaramente se io faccio questo movimento qua come musicoterapeuta, chi mi sta vicino magari comincia a strascicare perché non è capace di poter fare quello che dico io, fino a quando poi con 2 bacchette non si arrivi al dialogo non verbale uno con l'altro. Capite? Un dialogo utilizzando un'altra forma di linguaggio. Dialogo non verbale. Interessantissimo. Poi c'è l'altro tipo di musicoterapia, che è quella musicoterapia recettiva, invece, dove si scelgono determinati brani su determinate frequenze d'onda in sequenza, dove si induce la calma al paziente, poi lo si fa, diciamo, reagire in qualche modo, gli si va a scavare dentro, insomma c'è un percorso che non sto a spiegare, però con le musiche, soprattutto la musica classica. Capite, signori, perché forse molti di voi che ci state anche scrivendo è interessante avvicinarsi alla musicoterapia per stare meglio, anche se già state bene, per stare meglio, per sopportare meglio anche gli stress quotidiani. Allora, qui dobbiamo fermarci, Riccardo, ma chi ci sta ascoltando ti può venire a cercare, ad esempio su Instagram, Riccardo Moraca, su Facebook, Rock, RHOK, su Facebook, su YouTube. È minimo, la tua produzione è importantissima e potete riascoltare i pezzi che vi ho fatto sentire prima, esatto. Roba importante. E il dottor Moraca gira anche a fare appuntamenti informativi. Disponibile chiaramente a fare questi incontri informativi sulla musicoterapia, per capire bene che cos'è realmente la musicoterapia. Roba buona che ci piace di questi tempi, ne abbiamo tanto bisogno. Dottor Moraca, veramente un grande piacere averti qua. Grazie a voi, grazie sempre alla radio. Ci rivediamo, ci risentiamo. Quando vuoi sono sempre disponibile a portare qualcosa che possa aiutare la gente. Ne abbiamo bisogno. Riccardo Moraca, in arte rock. Buongiorno a tutti, alla prossima. Grazie per l'attenzione, grazie, ciao. ciao. Avete ascoltato